4 milioni e mezzo lo scorso 29 febbraio, altri 400 milioni il prossimo 16 aprile. I soldi del Veneto finiscono a Roma in virtù del decreto Salva Italia che ha disposto l'accentramento delle tesorerie degli enti locali affinché lo Stato possa utilizzare quei soldi come misura di contenimento del debito pubblico. Una dichiarazione di guerra l'aveva interpretata il leader leghista Giampaolo Gobbo, inneggiando la rivoluzione del popolo veneto. Una sospensione della democrazia, rilancia il governatore Luca Zaia, rinfocolando la polemica con l'esecutivo nazionale. Cioè noi non possiamo accettare questa dittatura finanziaria. Continua così la battaglia giudiziaria della Regione, che aspetta per il 13 marzo la sentenza dal Tribunale di Venezia in attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale, ma sul piano politico la reazione è, se possibile, ancora più dura. Ma il federalismo con questo governo è morto, questo è il requiem, è la fine, nel senso che decidere di togliere anche le risorse a un territorio, già non ci dai l'autonomia, ci togli anche i soldi dai conti correnti, vuol dire la fine del federalismo. Prova ne sia, sottolinea il Presidente, la fine che faranno i tributi pagati dai veneti. Viene leso il principio federalista perché noi dicevamo ai veneti che bisogna pagare il bollo delle auto per fare le strade. Adesso gli diremo che bisogna pagare il bollo delle auto per dare i soldi a Roma. Di qui l'appello agli istituti di credito a favore degli enti ma anche delle imprese del territorio. Alle banche dico di fare questa battaglia a fianco a noi, c'è ancora tempo per correggere il tiro, di scegliere il Veneto e non scegliere Roma.